Per centrare la quarta vittoria consecutiva al Santeria, Allegri rilancia Pisano e Astori in difesa, Parola subentra l'infortunato Biondini, Cossu lavora per le 2 punte, Geda e Acquafresca. Prima dello Standard a Liegi, prima del derby, robusto turnover per Mazzari a centrocampo, tornano il capitano Palombo e Padalino, prima linea leggera con Bellucci e Cassano, l'arbitro è Saccani al quarto d'ora. Bel numero di San Marco, cross teso per l'inserimento di Padalino, colpo di testa alto. Sampdoria subito pericolosissima. Vediamo, sceglie bene il tempo dell'inserimento Padalino, però è impreciso il colpo di testa. La partita che va in letargo, poi Cassano entra in area, destro debole e abbondante reazione di fischi per il genio di Bari Vecchia. Cassano sa però riscattarsi un minuto dopo, al 39esimo, vince un bel contrasto, serve Padalino sulla corsa, palla interessante per Bellucci, sventa Marchetti, bravissimo, Marchetti che nella circostanza resta a terra, proseguirà più tardi il gioco. In avvio di ripresa è tutto un altro Cagliari, la palla di Fini per Geda, colpo di testa vincente, 48 minuti sul cronometro, il Cagliari è in vantaggio. Rivediamo il quarto gol stagionale di Capuccio, Geda si ostacolano a vicenda De Sena e Campagnaro, favorendo di fatto Geda. 10 minuti dopo azione, fotocopia da Fini a Conti, palla in rete ma Saccani annulla e tra poco Carlo Longhi ci spiegherà perché. Cagliari che continua a fare la partita con un ottimo Conti che vince un contrasto destro a giro, Castellazzi è immobile. Grande chance per il raddoppio per il Cagliari, cambia Mazzarri, fuori Palombo, dentro Bonazzoli con Cassano che si allarga sulla destra. Ma è ancora il Cagliari a fare la partita, Cossu, bel destro a rientrare per Acquafresca, anticipato da Accardi che rischia un clamoroso autogol. All'80esimo da Del Vecchio a Padalino, Cassano numero cross improvviso per la testa di Bonazzoli che qui forse ha la colpa di non crederci fino in fondo. All'89esimo palla per Campagnaro, nel mucchio sbuca Del Vecchio, in totale solitudine Gennaro Del Vecchio spreca la migliore occasione da gol per la Sampdoria, non era in fuorigioco Del Vecchio. Sampdoria che ci crede fino in fondo, al 91esimo, altro numero di Cassano, aspetta l'inserimento di Bonazzoli, palla al bacio per lui, schiaccia Bonazzoli e sulla linea Marchetti rischia grosso, ma alla fine blocca e salva il Cagliari. Arriva il fischio finale di Saccani a Cagliari, Cagliari batte Sampdoria 1-0. Il Cagliari conferma tutta la sua forza al Santelia, quarta vittoria casalinga consecutiva. La Sampdoria conferma tutta la sua fragilità lontano da Marassi, quarto KO esterno di fila. La squadra di Allegri è stata brava nel capitalizzare al meglio l'ottimo avvio di secondo tempo. La squadra di Mazzarri invece ha pagato l'eccessiva leggerezza del suo tandem d'attacco Bellucci-Cassano. Con Bonazzoli in campo prima, forse le cose sarebbero andate diversamente. Da Cagliari è tutto, la linea può tornare a Roma.